Ciao ragazzi, oggi sono in Lessinia, terra di formaggi, di gnocchi di Maghe, i famosi gnocchi sbatui, di tanti prodotti che sanno proprio di questa terra. Quindi sono venuto a trovare Christian perché oggi è giorno di giardiniera. Cosa stai mettendo, Christian? Vino e aceto? Quanto? Che cosa ci sono? Quel che va, caro Stefano. Sta di me che hai i segreti? Questo deve essere proprio un segreto. E poi vedo zucchero. Zucchero di canna e sale per fare l'agrodolce di verdure. Non c'è una ricetta unica per fare la giardiniera. La ricetta c'è, ma è un po' segreta questa. Non è che ognuno la personalizza un po' come vuole. Sì, dipende se si fa un agrodolce, come stiamo facendo noi con lo zucchero, o se si fa una giardiniera in aceto, dipende un po' cosa si vuole preparare. Adesso come metti il zucchero e il sale. E questa ricetta vostra da quanto tempo la portate avanti? Questa ricetta è dai 20 anni che la fa in casa. Sempre uguale. Sempre uguale, da sempre, sì. Ma quante pentole devi fare, Cristian? Al manco 3 perché le cipolline e gli scalogni ci mettono molto più tempo a cuocere delle altre verdure, mentre le altre verdure le cuociamo separatamente ma in una pentola unica. Perché ognuna è cotta in una pentola separata? Ogni verdura delle 8 che compongono la giardiniera ha una cottura diversa e vanno cotte separatamente e poi vengono mescolate quando sono fredde, così il colore rimane e non si colorano tra di loro. Adesso sto scaldando l'olio extravergine di oliva, lo porteremo a una temperatura di circa 60 gradi, lo faccio aromatizzato al timo per invasare poi la giardiniera agrodolce di verdure. La temperatura di 60 gradi serve per abbattere la carica batterica. A fine cottura lasciamo le verdure stese su una tovaglia ad asciugare perché il liquido di cottura, l'aceto e il vino venga assorbito se le verdure siano asciutte. Poi le mescoliamo tutte insieme e con l'olio di oliva andiamo a invasare e una volta invasato andiamo a coprire con l'olio, sempre l'olio aromatizzato. Una volta invasato e chiusi i vasi andiamo a pastorizzare in forno a vapore. Perché l'olio d'oliva per raboccare? L'olio, questo è un agrodolce di verdure, non è una giardiniera in aceto, l'agrodolce è fatto in olio di oliva e non si sente il gusto forte dell'aceto ma solo un leggero retrogusto, il dolce della verdura che si abbina con gli affettati e i salumi con l'olio. Ma levami una curiosità, cos'è l'acquista? Questa è pancetta salamata, qua della Lessinia, le fa un produttore locale. Che manca il contorno. Che manca il contorno. Metti qua. Sul pan e la sua bella giardiniera. Fresca di montagna, la giardiniera di montagna da Christian. Grazie Christian. Grazie a te Stefano. Un bel lavoro, però alla fine... Lunghetto da fare, ma da soddisfazione. Mezzo minuto. Sì. Ciao ragazzi, adesso tastiamo. Buon sangue non mente. Bene, bene.